Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Il progetto di questa settimana mi gasa moltissimo perché si parla di organizzazione e ormai sapete che a me mi vengono i brividini nonché il piacere. Oggi andiamo a sistemare la postazione di video editing di Mario. Mario, per chi non lo conoscesse, è l'editor di Giacomo, nonché il mio coinquilino, e quindi oggi andiamo a sistemare la sua postazione creando un sistema di cable management, sistemare i monitor e tutto. Un sistema veramente semplicissimo, alla portata di chiunque, ma l'impatto che ha è eccezionale. Questa è la scrivania di Mario. L'idea è di creare un parallelepipedo con 3 scomparti per organizzare all'interno tutti i cavi. Le unioni, come vedete, sono tutte a 45 gradi, in modo da non far vedere il brutto bordo del multistrato. Per concludere il tutto verranno fatte 3 antenne in massello con chiusura magnetica. Tutto molto semplice. Siccome non voglio mettere groppini davanti e dietro che si vedano, voglio solo incollarlo, ma ho fretta, quindi un trucco è usare un po' di colla per legno e un po' di ciano acrilica con il suo attivatore. Quindi spottini, spottino, 1, 2, 3. Ecco qua. È già asciutto. E quando quella da legno farà presa sarà una soluzione perfetta. Anzi, ho sbagliato tutto, prima di cominciare la finitura bisogna fare i buchi per far passare i cavi dei monitor e appunto i bracci dei monitor. Roba, questo e staffa, non c'è altro. Collarino di plastica molto cheap anche, bruttarello. Non lo so. Ah, ma c'ha l'aggancio rapido? A gasè. Oh, bello! Quindi 1 e 2. Alla fine la posizione dei monitor abbiamo giudicato per questa. Minchia, stavo per fare un danno incredibile. Stavo per fare un cazzo di danno. Un nasco bivrarlo. Un mango pintiesti. Procedimento di prima. Ecco qui, più o meno il risultato finale dovrebbe essere così, quei 2 schermi. Sono diversi ovviamente, ma ora passiamo alla finitura. Ottimo colore dato, quindi noi passiamo a
Perfetto, finché qua si asciuga tutto il colore, noi passiamo a fare i frontali, che verranno realizzate con questo pezzo di listellare che faceva parte di una cucina o qualcosa del genere. Come vedete ha un po' preso acqua, si è un po' imbarcatino, non è proprio dritto. Quindi la mia idea per sistemare tutto è tagliarlo a misura lasciando un po' di scartino, piallarlo a spessore, rettificarlo bene, squadrarlo e fare le antine. Queste qui poi verranno attaccate con dei magneti e nel centro facciamo semplicemente un buco con la Forstner, piccola raggiatura interna e esterna e siamo a cavallo, poi è fatta. Volevo ringraziarvi intanto per tutti i commenti che mi avete lasciato con i suggerimenti per come migliorare il totem ciclone e ci sarà presto un video dell'upgrade fatto su questo. Se per caso vi siete persi il video ve lo lascio qua in alto. Detto questo, andiamo! Arrivati a questo punto bisogna solo fissare questi frontali con dei piccoli magneti, questi qua. Per fare un lavoro preciso pensavo di utilizzare quei cosini che si utilizzano quando si fanno, le giunzioni con le spine, quei barillottini a punta per riportarti il segno. Ora so che ci sono da qualche parte in questo capannone ma non sono riuscito a trovarli. Adesso vi spiego un trucchetto a cui ho pensato, vediamo se funziona. Per questo trucchetto ci servono solo 2 groppini, via. Questi qua noi sappiamo che dobbiamo mettere 2 magneti, uno qua circa e uno dall'altro lato. Se guardiamo più o meno il centro, ovviamente si fa tutto ad occhio, mettiamo questo qua e questo lo andiamo a mettere circa qua. Lo tronchiamo facendolo a punta, tac, io faccio qua, lì, schiaccio bene e come possiamo vedere i segni sono stati riportati. Un po' di ciano. Perfetto. Perfetto. Mentre per quanto riguarda la controparte non magnetica, guardate che entra precisa, quindi qua, vediamo, guarda che figata, si può andare in dentro o si può andare leggermente fuori.
parte da fare prima di montare tutto è dare la finitura, e come avete visto nell'ultimo video utilizzo sempre questa qua della Elephant, ve la lascio qua sotto in descrizione se siete interessati. Buongiorno, la finitura si è asciugata, gli altri pezzi sono pronti, per cui a noi non resta che andare a montare tutto. Primo passo, sembra una bella tega, Mario, che dici? È fantastico, sono veramente... non vedo l'ora di mettermi a... Guarda che postazioni, la devo fare anch'io. Prima o poi mi farò anch'io una nuova scrivania da mettermi in camera. Visto, questo qua è stato un progetto veramente super semplicissimo, alla portata di tutti, ed è proprio questa la caratteristica migliore secondo me di questo progetto: utile, semplice e bello. Detto questo, sono molto contento di sapere e di vedere i vostri desk setup. Se vi va, taggatemi su Instagram con il vostro, così da poter trarre ispirazione per il prossimo, perché il prossimo desk setup sarà il mio, dove pensavo addirittura di fare una scrivania fatta apposta. A me quindi non mi resta solo che salutarvi, ringraziarvi sempre del vostro magnifico supporto, e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.